Perfetto, allora adesso salto in eccellenza come di consueto Veneto e quindi adesso ci vediamo un po' di immagini della partita Portogruaro Virtus Padova e poi Vittorio Veneto Sarone Caneva. Va al Portogruaro lo scontro diretto, Virtus Padova battuta 3-1, successo che permette al Porto di andare alla sosta di campionato al comando della classifica assieme al Sarone Caneva. La partita contro la Virtus Padova è vibrante e si sblocca al 34esimo. Marchesini conquista palla, poi serve in profondità Alessandra Menini che si presenta davanti a Bragioni in uscita e la batte. Rivediamo da altra angolazione la rete che permette alle padrone di casa di passare in vantaggio. L'1-0 galvanizza l'11 di Chiara Orlando che 5 minuti dopo raddoppia grazie all'Eurogol di Chiara Durigon che dalla distanza infila l'incrocio dei pali. Davvero bella la conclusione del capitano Granata che merita di essere rivista anche attraverso la telecamera retroporta. La Virtus Padova la riapre al 41esimo con un perentorio colpo di testa di Vanessa Bonvicini. Perfetto lo stacco di Bonvicini che manda la palla nell'angolino. Nella ripresa le ospiti cercano il pareggio, ma a trovare il gol che chiude il match è Eliana Tollardo che va in anticipo sul portiere e firma il 3-1 finale. Brava Tollardo a fiondarsi sulla punizione ed eludere l'uscita dell'estremo difensore avversario. È l'ultima rete del big match che il Portogruaro vince, confermandosi regina del campionato con il Sarone Caneva che a sua volta si impone 3-0 a Vittorio Veneto. Ospiti che si portano in vantaggio nel primo tempo con Lorena Polzot che riesce a liberarsi della difesa avversaria e con freddezza batte Daronche. Nella ripresa le ospiti la chiudono con la doppietta di Martina Moro che sul primo gol ha la meglio sul portiere che respinge la prima conclusione, mentre sul secondo gira in porta il pallone proveniente dalla destra per lo 0-3 finale. Allora, andiamo avanti Paolo? Sì, queste erano le immagini che ci riferivano all'ultima giornata del campionato di eccellenza, perché il campionato domenica scorsa si è giocata la Coppa, la settimana precedente appunto l'ultimo turno, poi il campionato si ferma, ritorna a gennaio, quindi volevo dire lì che il Portogruaro sta rispettando quelli che erano un po' i pronostici, chissà se l'obiettivo era quello di salire direttamente in Serie C quest'anno. Staremo a vedere, esatto. ce lo verranno a dire perché esatto. abbiamo già strappato l'impegno al Portogruaro che ci viene a trovare. Esatto, quindi... anzi complimenti veramente alla squadra del Portogruaro, anche all'allenatrice, a Chiara Orlando, perché sta facendo un lavoro eccezionale. Non era facile ripartire dopo una retrocessione amara come quella dello scorso anno. Decisamente, io aggiungo anche sempre la grande passione di Giorgio Furlani. Esatto. E anche di Gabriele Zoia che continua a fare le riprese. Lo diciamo sempre, no? Riprese in un campionato d'eccellenza, ma sono riprese da Serie A quelle di Gabriele Zoia. Assolutamente, tanto chi guarda la nostra trasmissione riesce a vedere anche la differenza tra un campionato all'altro. Esatto, idem dicesi. Bene, allora proseguiamo così vediamo tutti i gol e poi lasciamo lo spazio per le domande finali anche per Giacomo Venturi. Coppa Eccellenza adesso, giusto Paolo? Esatto. Quindi le vediamo una dietro l'altra? Perfetto, Cavolano Portogruaro e Vittorio Veneto Bassanese. Il Portogruaro chiude la prima fase di Coppa a punteggio pieno ed assieme al Sarone Caneva, secondo classificato nel girone D, approda ai quarti di finale. In casa del Cavolano la squadra di Chiara Orlando si impone 4-1, gara che inizia in salita per il Porto che al settimo va sotto a causa di una sfortunata autorete di Feltrin che sul cross di Lot svirgola il pallone che termina nell'angolino. Le ospiti non si abbattono, riordinano le idee e dal 14esimo pervengono al pareggio grazie al gran tiro di Giada Rajkovi che buca Pusiol. Bella la conclusione della numero 7 che non dà via di scampo al portiere. In un minuto il Portogruaro la chiude. Al 32esimo Zuccolin serve Aurora De Cecco che controlla la palla e fulmina l'estremo difensore. Anche in questo caso rivediamo da altra angolazione il gol del sorpasso ospite firmato dalla più giovane in campo, classe 2008. 60 secondi dopo Eliana Tollardo intercetta il rinvio del portiere, difende il pallone e con un tiro incrociato firma l'1-3. Bella la giocata di Tollardo, altrettanto la conclusione che sbatte contro il palo opposto e si insacca. Un minuto più tardi Pusiol nega a Circosta il quarto gol con un grande intervento.
Scianti Circosta si prende la rivincita al 72esimo quando viene servita in profondità da Durigon ed arrivata a tu per tu con il portiere non sbaglia. Apprezziamo dalla telecamera retroporta la rete del definitivo 1-4 messa a segno da Circosta che chiude una partita a senso unico. Bella prova di maturità quest'oggi da parte di tutte le ragazze, non era scontato, quindi bella partita sui ritmi buoni. Il pallino del gioco era sempre dalla nostra parte, poteva essere un po' più rotondo il risultato, ma va bene così, sono contenta di tutte le ragazze che sono scese in campo. Eravamo rimaneggiati con ragazze che non stavano molto bene, comunque abbiamo tenuto bene un quarto d'ora, poi abbiamo cominciato a calare e va bene così, comunque per noi non era la Coppa il nostro obiettivo. Pareggio amaro per il Vittorio Veneto, le cui speranze di approdare al secondo turno di Coppa sono ora legate al risultato dell'ultima giornata del 7 gennaio, quando le Dolomiti Bellunesi, già qualificate, affronteranno la Bassanese, al momento seconda con 7 punti, gli stessi del Vittorio Veneto, che però osserverà il turno di riposo nell'ultimo turno e che ha una peggiore differenza reti. Proprio contro la Bassanese, la squadra di Alessandro Cipriani pareggia 1-1 dopo essere stata in vantaggio fino all'85esimo. Padroni di casa che prima del gol colpiscono con Sovilla il palo. Il risultato cambia al 33esimo grazie a Martina Sordon che raccoglie il cross di Bardaan e riesce a bucare la porta difesa da Dalprà. La pecca del Vittorio Veneto è quella di non riuscire a mettere a segno il gol del raddoppio, così all'85esimo la Bassanese ristabilisce la parità con Veronica Calzamatta che controlla il perfetto lancio di Scomazzon e batte il portiere avversario. Nelle battute finali le padrone di casa provano a vincerla, ma Dalprà ha la meglio, mantenendo il risultato sull'1-1 fino al fischio finale. Perfetto, così abbiamo visto veramente tanto di queste partite. Parentesi sulla nazionale la facciamo, Paola, comunque è arrivata un risultato incredibile, perché se pensiamo che Soncini è partito con una nazionale che doveva praticamente salvarsi, forse avrebbe fatto i play-out, addirittura è arrivata seconda dietro le campionesse del mondo. Stratosferico come risultato, sì. Complimenti veramente a Soncini.